Prima partita del 2023 per Don Carlo Misilmeri e Pro Favara che si affrontano nell'ambito della prima giornata del girone di ritorno del girone A di eccellenza, due squadre che distano appena un punto tra loro, attualmente a vantaggio dei biancorossi, i quali debuttano con mister Aronica in panchina, doveroso minuto di silenzio in tutti i campi del calcio siciliano e italiano per ricordare la figura di Gianluca Vialli. Poi al Giovanni Aloisio di Misilmeri si comincia con poche occasioni a dire la verità nei primissimi minuti, ma la prima è subito molto pericolosa e molto importante. 10 minuti e 45, calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri sul pallone, come di consueto Piero Concialdi che prende la rincorsa, sfrutta una deviazione, batte il portiere avversario Eire e porta in vantaggio la Don Carlo. 11 minuti, quinta partita casalinga consecutiva a bersaglio per il folletto biancorosso che sblocca l'incontro, ma da lì a poi sarà grande equilibrio al Giovanni Aloisio qui su questo calcio piazzato, minuto 24, palla che spiova al centro, il tap-in tentato da Miano con la palla che si perde sopra la traversa, ancora Profavara che cerca di attaccare quella mezz'ora con la palla messa al centro dalla piana, il tentativo da parte di Graziano, palla che si perde sul fondo. A 3 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo c'è quell'episodio che rischia di cambiare la partita. Qui la piana salva un pallone che sembrava destinato ad uscire, poi la palla fiondata sempre sul numero 7 che anticipa Ficarra, si presenta a tu per tu col Marino, lo batte con un diagonale preciso di destro. 3 minuti dalla fine pareggia la squadra di mister Catalano che arriva alla fine del primo tempo con questo gol molto importante. Ci proverà la Don Carlo a ribaltare la situazione 43-30 con questo calcio d'angolo, la palla che rimane in aria, ci prova Ambro, c'è la respinta della difesa della Pro Favara, poi palla fuori e allora spazio al secondo tempo che si apre subito con una grande emozione. Graziano sul lato destro, serie di finte, poi si porta la palla sul destro, riesce a crossare ancora per la piana, bravissimo a tuffarsi di testa anticipando ancora Ficarra e dopo 2 minuti e mezzo all'inizio della ripresa la squadra giallo-blu passa in vantaggio. La partita a questo punto si infiamma, minuto 50, un fallo da parte di Lupo sullo la reazione dell'attaccante, il direttore di gara lo insegue per estrarre il cartellino giallo, ma poi a palla lontana uno scontro tra il numero 8 Favarese e Concialdi. Anche in questo caso non ci sono dubbi, secondo l'arbitro, cartellino rosso per l'autore del primo gol della Don Carlo che rimane dunque in 10 per 40 e più minuti di partita. Non molla però la squadra di Salvatore Aronica che qui ci prova con questo colpo di testa di Mendola che cerca la sponda, c'è l'uscita in anticipo da parte di Eire. Dall'altra parte la Pro Favara cerca di colpire in contropiede, lo fa con la piana che cerca di mettere in mezzo il pallone. De Luca prova a girarsi, il suo tentativo di destro si spegne di poco fuori e allo scadere dell'ora di gioco ci prova Amendola con questo cross messo al centro, la palla alzata a campanile, poi c'è la volée che finisce sui piedi di Ambro. Tiro di destro, di prima intenzione con la palla che si perde fuori, poi 77esimo, 13 più recupero alla fine, un'azione praticamente che parte dal rinvio di Marino, poi lo Gerfo scorta per Mendola, il quale va col sinistro ma non trova la porta. 2 minuti alla fine, calcio d'angolo per la Don Carlo, lo batte Raimondo Lucera, entrato alla panchina per dare un po' di verve, il tentativo da parte di Cossentino con la palla che si impenna, ma nel recupero la Don Carlo ha due occasioni enormi, secondo minuto di recupero, Fricano con le mani, la palla che arriva in area, la sforbiciata di Cossentino e il volo di Eire a salvare, ma al 95esimo già scaduto, sono 6 minuti di recupero dati all'arbitro, c'è questo calcio di punizione per la Don Carlo con Ambro che tocca per Pellegrino, la traiettoria perfetta, si va a stampare sul palo, Adeire è battuto, ed è questa l'ultima occasione della partita, a nulla serve l'ultima preghiera della Don Carlo, la difesa del Pro Favara spazza, l'arbitro poi fischia 3 volte e regala la vittoria alla squadra di Catalano. Da Sportisile è tutto, alla prossima.